Covid, entra all'Annunziata di Cosenza, 20 contagi, i reparti funzionano regolarmente, fa sapere l'azienda ospedaliera. Catanzaro, focolaio a Villa Betania, 30 i casi tra pazienti e operatori. Accordo tra l'azienda sanitaria di Cosenza e l'AIL per l'utilizzo dei laboratori di Aprigliano, disponibili anche dei refrigeranti adatti per conservare il vaccino. L'ASP di Cosenza lavora per migliorare la piattaforma al fine di fornire celermente i risultati dei tamponi. Allarme della Guil sull'ospedale di San Giovanni in Fiore, urgono medici e infermieri per fronteggiare l'emergenza, i numeri del contagio. Chiaravalle aspetta da 13 anni la Casa della Salute, nonostante l'accordo di programma non è stato realizzato nulla. La Camera dà il via libera al decreto Calabria, ma non contiene le novità attese. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza mette in evidenza i poteri del commissario. Il giorno nero per il termalismo calabrese, la Sateca comunica la chiusura dello stabilimento di Guardia Piemontese. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, apriamo con il monito dell'Istituto Superiore di Sanità che rileva in questa settimana un'incidenza del contagio ancora alta ed invita dunque a non allentare le misure, comprese quelle relative alla mobilità. Sul fronte calabrese invece il virus entra prepotentemente all'Annunziata di Cosenza. 20 i contagiati, ma nei reparti colpiti dal virus si lavora regolarmente. A Catanzaro sono 30 invece i contagiati a Fondazione Betania. Tra pazienti ricoverati si tratta di una RSA e operatori. Vediamo. 20 contagi all'Annunziata di Cosenza nelle divisioni di medicina, gastroenterologia e medicina d'urgenza. I casi accertati riguardano sia operatori che pazienti. I reparti però funzionano regolarmente, lo fa sapere in una nota ufficiale la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera. Inoltre ha ripreso le attività anche nefrologia dopo le operazioni di sanificazione rese necessarie, si precisa, dalla presenza di un paziente risultato negativo a un primo tampone e positivo successivamente. Il rischio di un focolaio ha reso necessario l'intervento della task force anti-Covid e sono state messe in campo le misure di contenimento. Il cluster, precisano dall'ospedale, è comunque sotto controllo. Nelle corsie si continua a lavorare nonostante i dispositivi di sicurezza. La paura resta per un virus insidioso che continua la sua corsa. A Catanzaro, nella struttura per anziani Villa Betania, si contano 30 positivi tra ospiti e personale, a renderlo noto i sindacati che hanno revocato lo sciopero in programma per oggi. Sul fronte del tracciamento resta ancora da lavorare e serve maggiore celerità nel fornire i risultati dei tamponi e nella comunicazione alla Protezione Civile. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza si sta concentrando sul miglioramento della piattaforma Covid. Vediamo. 250 tamponi effettuati sullo Ionio il 9 dicembre e ancora in attesa di un responso. Nel frattempo, sempre nella stessa area, sono stati segnalati soltanto 9 casi positivi da tampone molecolare, ma una quindicina sono emersi in laboratori privati che seguono test antigenici. Il virus circola e si trova anche quando non te l'aspetti, ossia eseguendo tamponi di routine per chi entra nelle strutture ospedaliere per sottoporsi a visite o interventi. Nonostante la curva del contagio sia apparentemente in discesa nella nostra regione, continuano le difficoltà nel tracciamento dei casi e l'allineamento dei numeri ufficiali che vengono inviati alla Protezione Civile e quelli reali che vengono fuori dai laboratori. Difficoltà acuite dalla mancanza di comunicazione tra i vari laboratori, che impedisce di sapere sin da subito se un tampone esaminato è riferito a un nuovo soggetto o al controllo di un soggetto già testato. Il monitoraggio dell'ASP di Cosenza sui casi Covid-19 viaggia su 2 binari, i casi presenti in piattaforma e quelli comunicati alla Protezione Civile. Nella finestra temporale che va dal 1 novembre al 6 dicembre sono 3.589 i casi presenti e 3.786 quelli
comunicati, con una percentuale del 94,8%. Dal 23 novembre al 6 dicembre, 1725 casi presenti, 1912 quelli comunicati, con la percentuale che scende al 90,2%. Nel lasso di tempo più breve, dal 30 novembre al 6 dicembre, sono 748 i casi in piattaforma ASP e 829 quelli comunicati, stabile al 90,2% la percentuale. Un altro indicatore importante è quello della comparsa dei sintomi. L'ASP di Cosenza rivela di aver segnalato negli ultimi 30 giorni 335 casi sintomatici, indicando per tutti la data dell'inizio dei sintomi. Un valore questo che l'IS ritiene fondamentale per la completezza dei dati e che in passato ha visto la Calabria non in linea con le altre regioni. Ancora sul fronte dei numeri, il bollettino di oggi ci restituisce 158 nuovi positivi, 6 vittime, crescono però i guariti. Vediamo. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Calabria sono 2.471, 158 i nuovi contagi oggi nella nostra regione, in particolare 77 a Cosenza, 34 a Catanzaro, 10 a Crotone, 5 a Vibo Valentia e 32 a Reggio Calabria. Nei reparti si contano 365 ricoveri. In terapia intensiva i pazienti sono 19, 6 infine i decessi. 10° giorno per l'ospedale da campo di Vaiolise a Cosenza e il colonnello Tirico fa il punto della situazione. Vediamo. 9 pazienti nel padiglione dell'ospedale da campo, soggetti trasferiti dal pronto soccorso e dai reparti dell'Annunziata per allentare la pressione sull'hub provinciale. Il colonnello Tirico, direttore del nosocomio militare, ci descrive la situazione che si vive all'interno delle tende. In questo momento abbiamo 9 pazienti, sono 8 maschi e una donna. Al momento le condizioni sono soddisfacenti, quindi stiamo procedendo con la nostra opera, il nostro intervento e il trattamento dei pazienti che ci sono stati affidati. Ci sono possibilità di avere delle dimissioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Stiamo seguendo tutti i protocolli in stretta sinergia con l'ospedale Santissima Annunziata, quindi seguiamo tutti i test che devono essere fatti e quindi cercheremo di avere qualche risultato nei prossimi giorni, valutando ovviamente test di volta in volta e fiduciosi di poter poi andare avanti positivamente. Un'attenzione particolare viene dedicata all'aspetto psicologico. Sicuramente il Covid riesce anche a dare problemi dal punto di vista personale, psicologico, mette in crisi anche lo stesso paziente. Noi siamo vicinissimi, siamo in grado comunque di sostenere il nostro personale grazie anche alla presenza di un medico psichiatra che sistematicamente, con attenzione, segue l'andamento psicologico e personale dei nostri pazienti, ma tutto il personale anche infermieristico e medico è sempre vicinissimo a loro. Io sono stato personalmente, ho potuto valutare le loro condizioni, parlare con loro, sentirli sereni e questo sicuramente per noi è un motivo anche di gioia e di serenità. Continua anche l'attività di processazione dei tamponi a supporto dell'ASP. I tamponi vengono regolarmente processati all'interno del nostro laboratorio con un numero di circa 160 tamponi al giorno processati. Il nostro laboratorio è aperto tutti i giorni in stretta collaborazione con l'ASP della provincia di Cosenza. Il colonnello Tirico, prima di quella cosentina, ha vissuto un'esperienza simile all'interno di un ospedale civile lodigiano durante la prima fase della pandemia. Abbiamo avuto il compito di dover essere lì in sinergismo con la sanità civile nell'ospedale Maggiore di Lodi, coordinando anche tutto quello che è stata l'organizzazione del supporto sanitario della difesa nella regione Lombardia, dell'Est Piemonte fino a Novara. E nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato i laboratori di Aprigliano, i laboratori e locali che contengono anche dei refrigeranti particolari che possono arrivare a -80, la temperatura ideale per conservare il nuovo vaccino che arriverà a gennaio. Oggi c'è una notizia, una buona notizia, un incontro tra l'AIL e l'ASP, c'è l'accordo proprio per utilizzare locali e strutture. Vediamo. C'è l'accordo e non era scontato con l'azienda sanitaria di Cosenza per utilizzare i laboratori dell'URB di Aprigliano. Abbiamo destinato all'ASP alcuni spazi dei nostri laboratori presso l'URB, l'unità di ricerca biotecnologica di Aprigliano, che noi abbiamo in gestione
dal 2011. Questi spazi saranno destinati a punto di raccolta per i tamponi, test antigenici rapidi e chissà in futuro magari anche per i vaccini. Non è la sola novità di questi giorni, l'AIL infatti guarda già al nuovo anno, all'arrivo del vaccino, e scrive al commissario straordinario per la sanità Guido Longo e al referente per la regione Calabria Antonio Belcastro. Abbiamo messo a disposizione della regione Calabria altri 4 congelatori -80 dei quali noi disponiamo, perché speriamo di poter essere in questa direzione utili e speriamo che in futuro questi congelatori possano essere utilizzati anche per la campagna dei vaccini. Ci sembra una cosa importante e per quello che riguarda l'AIL Cosenza, la Fondazione Amelia Scorza, credo che sia un segno tangibile di quanto continuiamo ad essere sempre presenti e sempre attenti alle esigenze del territorio. In questo momento l'esigenza è il Covid. A San Giovanni in Fiore c'è l'allarme della UIL, in ospedale mancano medici e infermieri e per quanto riguarda il Covid i numeri non combaciano, praticamente c'è differenza tra i numeri ufficiali e quelli reali rispetto ai contagi. Vediamo. La situazione a San Giovanni in Fiore sul fronte Covid è definita complicata. L'allarme lanciato dalla UIL che evidenzia le carenze di personale in ospedale. Da quello che stiamo verificando manca l'anestesista. Da circa un mese stiamo vivendo una sorta di blackout del pronto soccorso perché l'anestesista che c'è è in malattia e quindi questo non riesce a garantire quello che è necessario anche proprio per le funzioni da pronto soccorso che ha San Giovanni. Inoltre abbiamo anche il cardiologo che è in malattia e quindi mancando dei medici che servono in primis e sono funzionali al pronto soccorso, non pensiamo minimamente poi a quello che potrebbe servire per la struttura di montagna che è stata identificata come struttura quella di San Giovanni in Fiore da un po' di anni. Il problema di fondo sostanzialmente è che noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo da più tempo di avere efficientato l'ospedale di montagna a San Giovanni in Fiore, perché noi non abbiamo bisogno di un ospedale Covid. Insomma, prestazioni sanitarie a rischio e sul fronte del tracciamento, dati poco chiari e difformità tra i numeri ufficiali e quelli reali. Purtroppo anche stamattina abbiamo avuto notizia di un altro decesso, di un signore di 60 anni con famiglia e questo ci sta ulteriormente preoccupando perché la situazione sta degenerando. Non abbiamo neanche il numero preciso, ma ipotizziamo da quelle che sono purtroppo le notizie che ci danno anche sul web le persone che conosciamo, siamo arrivati quasi a un 20 decessi. Il problema è che si fanno dei tamponi come ASP e c'è stato il problema dei tamponi che le persone sono state un po' costrette a utilizzare le strutture classicamente private. C'era stata questa sorta di iniziativa di drive-in, ma non c'è un'attendibilità, una certificazione neanche di questi tamponi. Si parla sempre di un numero molto basso rispetto a quella che è l'incidenza, sia dei contagi che dei decessi. E prima di continuare a parlare di sanità, anche se abbiamo chiuso questa pagina relativa al Covid, c'è una notizia che arriva da Lamezia Terme. Decade l'amministrazione comunale di Lamezia Terme, la conseguenza della sentenza con la quale il TAR della Calabria ha accolto parzialmente il ricorso presentato dagli ex candidati a sindaco Silvio Zizza e Massimo Cristiano. Il TAR in particolare ha annullato il verbale dell'ufficio elettorale centrale del 5 e 9 dicembre 2019 di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consiglieri comunali. Secondo i giudici amministrativi sono illegittime le operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 2, 44, 73 e 78, nelle quali dunque si dovrà tornare a votare. Il TAR ha anche disposto che la sentenza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per gli accertamenti di natura penale relativi alla regolarità e alla consultazione amministrativa.
Ancora, dicevamo sanità, ci spostiamo a Chiaravalle, dove doveva sorgere una casa della salute. Era il progetto, una delle prime case della salute, quasi 13 anni fa, invece insomma è rimasta solo sulla carta, non è stata mai realizzata. Vediamo. Questo è il documento proprio del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e la Regione Calabria. Accordo di programma è stato sottoscritto da persone che sono poi del Ministero, che vanno praticamente, parliamo del Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione, il dirigente allora Crupi. 13 dicembre 2007, che cosa portano? La nascita degli ospedali, 13 anni. Non hanno individuato ancora niente. Queste sono solo le pagine principali. Se uno guarda poi l'organizzazione programmatica sul territorio, va e parla di che cosa? Di come deve essere organizzata e parla di Casa della Salute. Ma la Casa della Salute perché è importante? È importante perché quando si parla di rete ospedaliera, che cosa dice? Riporta praticamente che il percorso dell'assistenza ospedaliera per poter nascere il rafforzamento del distretto attraverso la Casa della Salute, che non è stato realizzato. Mostra i documenti che raccontano la storia travagliata di una terra fortemente penalizzata in ambito sanitario. Il sindaco di Chiaravalle Centrale: qui doveva nascere un presidio fondamentale, la prima Casa della Salute, che fisicamente c'è, ma manca, come avviene sovente, personale e macchinari. In realtà, fino ad oggi, con grandi sacrifici, in modo particolare da parte dei sanitari, questo è stato fatto. Abbiamo una riabilitazione, abbiamo tanti ambulatori specialistici, abbiamo i medici di famiglia che sono nella Casa della Salute, abbiamo gli ambulatori infermieristici, cioè si poteva fare molto. È chiaro che poi noi abbiamo subito quello che si sta subendo oggi in Calabria, il personale dove non c'è il ricambio, quindi chi va via i posti rimangono vacanti, la tecnologia che è rimasta quella ferma degli anni '80, di quando c'era l'ospedale. Quindi è chiaro che riordino sì, riorganizzazione sì, però deve essere fatta così come era prevista. A quanto ammontano le risorse? 185 milioni di euro dal 2007 che non sono stati spesi. Il primo cittadino dice: abbiamo redatto documenti, richiesto incontri, ma ad oggi sono appelli caduti nel vuoto. Di sanità, di ospedali non se ne parla, e purtroppo noi calabresi non possiamo essere così maltrattati e lasciati a questo nostro destino che purtroppo è amaro. Insomma, è la solita storia, non si completano mai le opere così come previsti dal progetto. La Camera oggi ha dato il via libera al decreto Calabria, ma non contiene le novità attese. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza mette in evidenza alcune lacune. Vediamo. Approvato alla Camera il decreto Calabria, che adesso passa in Senato. Tra gli obiettivi: mettere fine alla gestione commissariale, 60 milioni di euro a disposizione della Regione in un settore in cui negli ultimi 10 anni sono stati chiusi 18 ospedali, dove nelle corsie mancano medici e infermieri, in cui non sarà facile mettere ordine. Un decreto che non dà realmente grandi chance alla Calabria, ma come sempre è possibile che ci possano essere delle opportunità, dipende dalla capacità delle persone che verranno a dirigere. Il commissario sì, sostituisce i poteri della Giunta, i poteri del Consiglio regionale, sostituisce tutto, ma agisce sempre senza potere in deroga. La richiesta che aveva fatto l'ultimo commissario proposto, cioè Di Miozzo, che diceva: io devo venire qui e se devo agire devo poter lavorare con i poteri in deroga. Per esempio, ne sto pensando una per tutte, con i poteri in deroga come può agire la protezione civile. Se non si ha il coraggio di far questo e si devono rispettare tutte le norme che c'erano, beh, in qualche maniera penso che tutto ciò che ho detto difficilmente un motivo in più si verrà a realizzare. Forse Cotticelli era incapace ed era soprattutto incompetente, ma non lo era sicuramente, né incapace né incompetente, scura. E perché sostanzialmente il debito si è ridotto poco, i LEA sono cresciuti poco e comunque non abbiamo visto uno scatto di miglioramento reale, malgrado il suo esercizio è durato oltre 3 anni. E quindi
Il giudizio complessivo è un giudizio sicuramente negativo perché ripropone un meccanismo che è fallito, perché di fatto non inserisce in questa legge le vere novità. Staremo a vedere almeno se gli esempi lampantissimi di clientelismo sfrenato che si possono leggere da persona addetta nella strutturazione degli atti aziendali, se almeno quelli si avrà la forza di correggerli, ma attenzione, di correggerli non sulla carta, ma nei fatti. Oggi è stato un giorno nero per il termalismo calabrese, infatti la Sateca ha annunciato lo stop delle attività proprio alle Terme Luigiane ad Acquapesa. Vediamo. La Sateca annuncia la chiusura delle attività per le Terme Luigiane, un giorno nero, 250 i posti di lavoro a rischio. È la giornata che veramente non ci aspettavamo. Negli ultimi anni ripetutamente minacciata, ma mai arrivata a questo livello di concretezza, perché purtroppo ci sono state una serie di azioni da parte delle amministrazioni comunali, una serie di atti che non consentono all'azienda che finora ha gestito le Terme Luigiane, la subconcessione, appunto la Sateca, di proseguire nell'attività. Noi avevamo un accordo stipulato in prefettura lo scorso febbraio 2019 secondo questo accordo i comuni si sarebbero impegnati a ad avviare l'iter procedurale per la definizione di un bando, attraverso un bando di un nuovo subconcessionario. Fino al subentro del nuovo subconcessionario noi avremmo avuto questa garanzia di poter continuare a lavorare, anche per evitare questi stop continui, perché non è la prima volta che trattiamo della questione Terme Luigiane e della possibilità di chiusura. Purtroppo l'accordo della prefettura non è stato tenuto in nessun conto dai due comuni. La regione tace con un silenzio assordante. Ricordiamo che la regione è proprietaria delle acque termali. I comuni hanno deciso di porre fine al rapporto concessorio con la Sateca SpA in maniera arbitraria e unilaterale, e noi siamo 250 dipendenti della Sateca che resteremo appunto senza occupazione. Soverato è uno dei primissimi comuni d'Italia a far sì che chi percepisce il reddito di cittadinanza cominci a lavorare per la comunità un minimo di 8 ore settimanali in diversi ambiti, come ad esempio la cura del verde pubblico, le politiche sociali, la manutenzione. Vediamo. 8 ore a settimana al servizio della comunità saranno impiegati così i percettori del reddito di cittadinanza nel comune di Soverato. Daremo le linee guida anche per i comuni un po' più piccoli per capire come partire, come attivare l'assicurazione anche per i lavoratori, quindi chi percepisce un reddito di cittadinanza e vive nel comprensorio soveratese nelle prossime settimane sarà chiamato a prestare la propria opera per un minimo di 8 ore settimanali, che non sono tantissime, ma è già un buon inizio per la cura del verde, per l'assistenza agli anziani e per tante altre attività che i comuni in maniera indipendente programmeranno. È uno fra i primi comuni nella nostra regione a consentire una sorta di reinserimento, ma la riunione dei sindaci del Soveratese ha discusso anche di politiche sociali e per l'infanzia. Con i sindaci di tutto l'ambito di Soverato per parlare di politiche sociali, di programmazione, di come i fondi vanno appunto programmati e spesi, di rendicontazione, a che punto siamo dei nostri lavori, e oggi tra l'altro parleremo di un progetto importante per le scuole, per gli asili, per le scuole dell'infanzia, quindi decideremo come spendere queste risorse che ci vengono trasmesse dal Ministero. Ora la cronaca ci porta nel Reggino per controlli a tappeto da parte dei carabinieri, vediamo.
Da una parte prevenire e reprimere reati soprattutto in materia di stupefacenti ed armi, dall'altra verificare il rispetto delle norme emanate per contenere il contagio da Covid-19. Così i carabinieri sulla piana di Gioia Tauro, in modo particolare sulla zona di Taurianova tra il weekend scorso e il Ponte dell'Immacolata, hanno effettuato diversi servizi. 300 persone controllate in tutto. A Taurianova poi è stato arrestato Marcello Spirlì, 48enne, deve espiare un residuo di pena di 2 anni e 7 mesi. L'uomo nel 2018 era stato arrestato in flagranza di reato perché in un capannone di sua proprietà i militari avevano trovato 1000 piantine di canapa. Sempre a Taurianova un ventenne è stato denunciato perché trovato in possesso di 18 munizioni. A Polistena invece è arrestato Palmiro Cannatà, 60 anni, deve scontare un residuo di pena definitiva a 2 anni e 7 mesi. Nel 2018 era stato trovato in possesso di 2 kg di marijuana. A San Giorgio Morgeto denunciato un 51enne trovato in possesso di 180 munizioni per fucile da caccia calibro 12 e di una carabina ad aria compressa alterata. Notificati poi 8 avvisi orali e 4 fogli di via, tra i destinatari un 19enne siciliano e 2 rosarnesi, questi ultimi arrestati per fatti di droga. Relativamente ai controlli sul rispetto delle norme Covid-19 bisogna dire che in linea di massima il comportamento dei cittadini controllati è stato esemplare. Ora le ultime dalla borsa. Chiusura in rosso per gli eurolistini, in scia all'andamento negativo di Wall Street. A frenare l'azionario contribuiscono i timori per una Brexit no deal dopo le dichiarazioni di Boris Johnson e di Ursula von der Leyen. Continua a destare preoccupazione anche l'andamento della pandemia, nonostante negli USA si vada verso la piena autorizzazione della FDA al vaccino di Pfizer-BioNTech dopo l'inizio della somministrazione del farmaco nel Regno Unito questa settimana. Ieri Angela Merkel ha convinto Ungheria e Polonia a togliere il veto sull'approvazione del bilancio europeo 2021-2027, sbloccando di fatto i fondi del Next Generation UE e del Recovery Fund, che vede l'Italia come primo beneficiario con risorse per 209 miliardi. In questo clima di incertezza, il FTSE MIB di Milano termina in ribasso dell'1%, in rosso anche l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,5%, il DAX di Francoforte a meno 1,4%, il FTSE 100 di Londra e il CAC 40 di Parigi a meno 0,8%, oltreoceano arretrano il Dow Jones a meno 0,4%, l'S&P 500 a meno 0,7% e il Nasdaq a meno 0,9%. Sul Forex, nel frattempo, l'euro-dollaro viaggia in lieve calo a 1,211 dopo le delibere della BCE che ha potenziato ed esteso temporaneamente il programma di acquisti pandemici. Il cambio tra il biglietto verde e lo yen scivola invece a 103,9. Tra le materie prime viaggiano in frazionale ribasso le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,5% a $50 e il VTI a meno 0,3% a $46,6. Sull'obbligazionario, infine, il BTP Bund si amplia a 119 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,55%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap le vendite si concentrano soprattutto su Leonardo a meno 3,5% e Telecom Italia che chiude a meno 3,9%, mentre chiudono in controtendenza Moncler a più 2,4%, Amplifon a più 1,7% e Atlantia a più 1,5%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo come di consueto con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, una vasta area depressionaria alimentata da aria polare marittima fredda proveniente dal nord Atlantico continua ad interessare l'intera penisola. Al suo interno continuano a formarsi varie perturbazioni, una di queste ci interesserà nella giornata odierna, apportando precipitazioni sparse. Domani cielo ovunque parzialmente nuvoloso con piogge sparse prevalentemente al mattino sui versanti tirrenici e zone interne e deboli nevicate sui monti oltre i 1500-1600 metri. Nel pomeriggio qualche debole piovasco non si può escludere sui versanti ionici del Cosentino e sul Crotonese. In serata probabile nuovo peggioramento su Vibonese. Temperature stazionarie in lieve aumento. Domani Mar Tirreno mosso, Mar Ionio poco mosso, sotto costa mosso al largo, venti ovunque deboli di direzione variabile, con prevalenza durante le ore diurne dai quadranti meridionali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
E c'è un'ultima ora prima di salutarci. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà sulla base dei dati della cabina di regia che si è riunita oggi una nuova ordinanza con cui dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, quindi anche la nostra, Lombardia e Piemonte. L'ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre, dunque da domenica. Ed è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.